il tema, diciamo, di questa presentazione è appunto illustrare come il mondo dell'Oriente sia un mondo che è tremendamente a noi vicino, molto più vicino di quanto potremmo immaginare. E per diciamo, esemplificare, diciamo, questo concetto abbiamo usato con la collega professoressa Vezzoli, appunto, abbiamo pensato di utilizzare l'Orient Express, come dire, un treno che in quanto tale, diciamo, è un mezzo nato appunto per avvicinare regioni, insomma, paesi che sono anche lontani, ed è un tema che, diciamo, appunto ha dato il via poi anche tutta una serie di produzioni artistiche, letterarie, cinematografiche, appunto, quali appunto il famosissimo Omicidio sull'Orient Express, che è stato scritto dalla grande Agatha Christie, è ambientato proprio sull'Orient Express, perché Agatha Christie ha viaggiato molto in Oriente, e ha trovato appunto l'ambiente del treno, questo treno così sofisticato, così raffinato, l'ambiente ideale, l'ambientazione ideale per uno dei suoi gialli più riusciti. Treno che è nato con l'idea in origine di collegare Parigi con Istanbul. Il collegamento poi si è esteso anche a Londra e ha attraversato quindi praticamente tutti i grandi paesi europei, arrivando appunto da Parigi a Londra fino a Venezia, poi Vienna, poi con diversi percorsi che poi vedrete anche, fino a Istanbul. E da Istanbul poi doveva nascere peraltro un'ulteriore diramazione di questo collegamento ferroviario che nell'idea, diciamo, del sultano dell'impero ottomano avrebbe dovuto dotare appunto l'area, diciamo, medio orientale di un sistema ferroviario paragonabile a quello europeo, e avrebbe dovuto in primis collegare appunto Istanbul con Baghdad. E poi Istanbul anche con l'Arabia Saudita, quella che ancora non c'era, insomma, come Arabia Saudita, ma diciamo la penisola sud-arabica. Ehm, una costruzione che peraltro di questa ferrovia, che ha visto coinvolti ancora una volta i paesi europei, che ha dato il via tra l'altro anche qua a storie che io ho definito appunto di archeologia e di spionaggio, perché la costruzione di questa ferrovia ha portato non solo alla scoperta di siti archeologici. Uno di questi siti è stato appunto rinvenuto dal signore che vedete qua a cavallo, l'archeologo Max von Oppenheim, il famosissimo archeologo che appunto ha seguito anche la costruzione di questa ferrovia, e durante questa costruzione appunto ha rinvenuto un grande sito che risponde al nome di Tel Halaf, e, ehm, e però appunto ha dato il via anche a una serie di situazioni, come dire, di crisi politica più o meno nascosta, di 007 ante litteram che si confrontavano sullo scenario vicino orientale, tra i quali appunto questo Max von Oppenheim, che in una qualche misura a un certo punto ha lavorato, come dire, al soldo del tedesco per così in contrapposizione con i grandi paesi europei, in primis Inghilterra, poi anche Francia, ma soprattutto Inghilterra, in un momento in cui siamo appunto a ridosso della prima guerra mondiale, in cui gli equilibri sono veramente sull'orlo di un collasso, come poi succederà a partire dal 1914. E in questo grande paesaggio appunto di archeologi, viaggiatori e spie, c'è anche una figura famosissima, Lawrence, più noto col nome di Lawrence d'Arabia, peraltro un grande archeologo. Ha fatto una tesi, diciamo, sull'archeologia medievale vicino orientale, sui castelli medievali in Siria, il quale però sarà appunto un agente, diciamo, dei britannici, che appunto lavorerà in Medio Oriente contro altri, diciamo, agenti, diciamo, di altre potenze europee, lavorando appunto anche in contemporanea anche come archeologo. Qua lo vediamo appunto, Lawrence è sulla sinistra, e sulla destra c'è un suo grande amico e grandissimo archeologo inglese, Leonard Woolley, e lavorano appunto una grande capitale antica, ittita, capitale di Carchemish. Questi grandi, quindi il tema, diciamo, del viaggio, che è un tema ovviamente fortemente collegato col mondo del turismo, il viaggio in treno serve anche poi appunto a portarci a ricordare appunto come Oriente e Occidente siano veramente fortemente legati fra di loro, e come sia possibile tutto sommato anche, diciamo, iniziare a conoscere, e sia necessario conoscere anche l'Oriente attraverso quello che nell'Oriente
purtroppo in parte è stato preso in passato, in parte diciamo è frutto comunque di come dire, di un contatto che è stato sempre molto stretto e che noi troviamo appunto rappresentato concretamente nei grandi musei europei. Ve ne parlerà anche la collega, la professoressa Vezzoli. Io qua accenno brevemente, il Pergamon Museum di Berlino nasce, qua vi scrivo velocemente, insomma, nasce a inizio XX secolo ed è uno dei tre grandi poli museali nei quali è possibile veramente conoscere e capire perché l'Oriente è per noi così importante. Il Pergamon lo conosciamo tutti perché essenzialmente è il museo dove è conservato, no? Il famosissimo altare di Pergamo. E già questo dice molto appunto il trade union che c'è fra Oriente e Occidente, ma il Pergamo ci racconta anche molto di come l'Oriente sia per noi, come dire, un parte di un passato comune, ma un passato remoto comune, non solamente un passato diciamo più vicino, un passato che inizia già con l'esplorazione delle prime città che si collocano appunto nel quarto millennio in questa area vicino orientale, città che sono a questo punto state esplorate tra l'altro da missioni europee. In questo caso vi faccio vedere dei reperti che sono conservati proprio al Pergamon e che provengono dall'antica Uruk, una città del quarto millennio a.C., situata nell'odierno Iraq meridionale. Ecco, questi reperti sono appunto sono conservati appunto a Berlino e sono presenti grazie a degli accordi che la missione tedesca che ha lavorato appunto a Uruk diciamo, avviato appunto con le autorità irachene durante appunto il XX secolo. Si tratta di reperti eccezionali che per antichità sono incredibili e sono appunto parte di un Oriente forse meno noto per certi versi, ma che è ugualmente a noi vicino. Un Oriente che ha dato il via ad alcune delle scoperte più incredibili che possano essere, come dire, ricordate nella storia dell'umanità. Pensiamo, poi faccio vedere, alla scrittura. Le tavolette scritte più antiche, risalenti appunto al 3003-3100 a.C., provengono appunto da questo sito di Uruk. E non solo questo, e poi il Museo del Pergamon contiene anche reperti che invece sono, diciamo, appartenenti a un vicino Oriente che è a noi tutto sommato forse più conosciuto. Immagino che tutti, diciamo, siamo consapevoli di Babilonia, della grandissima capitale che è collocata appunto sempre nell'Iraq, in questo caso nell'Iraq centrale, che è stato uno dei grandi centri culturali, una delle grandi città del mondo antico che ha attirato poi grandi imperatori, sia imperatori dell'impero persiano, ossia grandi conquistatori, grandi condottieri, quale Alessandro Magno, che appunto ha fatto di Babilonia, o voleva fare, se avesse avuto più tempo, di Babilonia il centro universale di quel suo impero che appunto abbracciava completamente mondo egeo, mondo europeo quindi, e mondo, diciamo, mondo asiatico. Il Pergamon è uno dei tre musei, ma andando appunto viaggiando sempre come degli ideali turisti, diciamo, interessati all'Oriente, ma ancorati ancora, diciamo, al nostro mondo, diciamo, più occidentale, basterebbe spostarci a un altro grande centro museale, un altro grande polo, il British Museum a Londra, forse il più grande, diciamo, dei musei, se non altro per concezione, perché è il più antico dei tre grandi musei e ha ancora adesso nel 2022 una caratteristica unica, cioè quella di essere nato e concepito per essere pubblico e gratuito. Eh, Cosa su cui appunto gli inglesi hanno mantenuto, diciamo, questa incredibile, diciamo, opportunità. Un museo che ancora adesso accoglie, scusate, 6 milioni di visitatori e che ha in una certa misura spiegato anche per primo alle altre, diciamo, agli altri musei come, diciamo, iniziare a impostare un percorso espositivo. Qua vado velocemente, questi sono alcuni dei modelli espositori che ancora adesso, se voi andate nel British, trovate utilizzati e che risalgono proprio ai primissimi anni del XIX secolo, quindi è una sorta
archeologia dei musei, verrebbe quasi da dire. Ecco, in questi grandi poli museali, questo è Anson Sloan, sostanzialmente il fondatore del British Museum, il primo, diciamo, collezionista che ha creato, diciamo, il nucleo su cui poi il British si è basato. Ecco, anche il British Museum ha un suo cuore dedicato al mondo vicino orientale. In questo caso, diciamo, allarghiamo ancora di più lo sguardo, non solamente concentrandoci appunto su quello che è il mondo iracheno, levantino, ma includendo ovviamente anche quello che è il mondo egizio, l'area del Nilo. Ecco, il British Museum contiene alcuni fra i reperti più importanti per quanto riguarda appunto anche l'archeologia egizia. Qua vi faccio vedere appunto la stele di Rosetta, scoperta dai francesi appunto nel corso della campagna in Egitto condotta da Napoleone e consegnata poi agli inglesi come bottino di guerra ed esposta appunto al British Museum dal 1802, stele di Rosetta che ha permesso di tradurre per la prima volta il geroglifico egizio. Ma il British Museum è un altro, diciamo, esempio di come mondo occidentale e mondo orientale siano appunto sempre e fortemente legati fra di loro, anche in epoche, diciamo, che sono meno note. Perché il British ci racconta anche di missioni inglesi che hanno lavorato sempre in area, diciamo, mesopotamica, portando alla luce quelli che sono reperti che risalgono, diciamo, anche qua, alla fase forse più antica del mondo urbano mesopotamico e che sono appunto conservati nel British Museum. Qua vi faccio vedere nella slide reperti conservati dalle tombe reali di Ur. L'archeologo di cui vi ho parlato prima, Leonard Woolley, che scava appunto negli anni 20 e anni 30 del XX secolo, lavora in questo sito di Ur, noto nei testi biblici, e riporta alla luce una serie di sepolture incredibili che datano più o meno al 2006-2005 a.C., sepolture che ci parlano di re e di regine che affondano in un passato quasi mitologico, ma che sono, diciamo, idealmente come dire, i primi protagonisti di un'epoca storica che sta nascendo nel mondo vicino orientale e che il mondo europeo e gran parte, diciamo, anche del mondo, diciamo, orientale ha in parte dimenticato, e che queste prime missioni, che poi diventeranno missioni congiunte, quindi missioni che vedono europei, americani e iracheni, siriani, via dicendo, lavorare fianco a fianco per riscoprire questo passato incredibile. Ecco, missioni che riportano a luce e permettono anche ai cittadini appunto che non vivono, ai turisti che non vivono, diciamo, non hanno modo di andare nel vicino Oriente o in Medio Oriente, usando la terminologia più moderna, permettono appunto di conoscere e essere consapevoli appunto del grande fermento culturale e artistico che ha caratterizzato quest'area a partire dai primordi della storia romana, quindi a partire già dal quarto millennio a.C., con reperti che sono appunto incredibili per qualità. Qua vi faccio vedere appunto un pannello in rame che misura quasi 3 metri di lunghezza ed è alto 1 metro, rappresenta un essere mitologico, si tratta di un'aquila leontocefala, e proviene da un sito dove hanno lavorato sempre le missioni inglesi, un sito dei Al Ubaid, dove appunto è stato riscoperto appunto questo tempio risalente a un'epoca definita protodinastico III, quindi siamo in una fase, diciamo, più o meno contemporanea con quello che è l'epoca dell'antico regno in Egitto, quindi le piramidi di Giza per intendersi, e quindi piramidi di Cheope, Micerino, Chefren e via dicendo. Un'epoca appunto in cui anche la Mesopotamia è costellata di città che ormai sono caratterizzate da grandi costruzioni, grandi templi, grandi palazzi e grandi edifici. Diciamo, tutte grandi testimonianze di un passato che ha
alla fine influito moltissimo poi su quello che è la nostra concezione di vita, su quello che è il nostro mondo, quindi non c'è solamente un'idea del conoscere il mondo antico dell'Oriente nelle sue fasi più appunto più nascoste, ma c'è anche diciamo conoscere l'Oriente è importante perché diciamo, ci rende consapevoli anche di quanto siamo debitori a questo Oriente, di tutta una serie appunto di situazioni, fatti, dinamiche che noi diamo un po' per assodato. La nascita appunto delle città è un evento che ricordiamo, che studiamo per la prima volta appunto nel mondo mesopotamico. Vi ho parlato prima appunto anche della scoperta della scrittura che avviene per la prima volta appunto a livello mondiale nell'area della Mesopotamia. Quindi è un Oriente che nasconde al suo interno come una sorta di contenitori che rivelano, una volta aperti, tutta una serie di ulteriori, ulteriori scoperte, ulteriori ritrovamenti, ecco, molteplici, diciamo, linee, diciamo, di continuità che collegano appunto il mondo occidentale con il mondo orientale. E se, diciamo, tutto questo, come dire, non fosse sufficiente a illustrare, spiegare perché poi di fatto questo mondo orientale sia così per noi alla fine così, da un lato così lontano, ma dall'altro lato anche così vicino, ripeto appunto questi musei, British, Pergamon, ne sanno diciamo, la prova più chiara. Non vi ho fatto vedere forse lo 0,5% di quello che uno potrebbe vedere al British Museum, solamente entrando si troverebbe di fronte ad esempio a quei grandi tori androcefali che caratterizzano le capitali assire. Ecco, se questo non fosse sufficiente, basta allora avvicinarci a questo punto alle epoche storiche a noi più vicine e a parlare di quello che è il mondo fenicio, un mondo che nasce nell'area levantina, quindi nasce nella costa, diciamo che adesso è occupata dalla Siria, dal Libano, dalla Palestina, da Israele. Ecco, in questa area levantina nascono queste società fenicie che fra fine primo, secondo millennio e inizio primo millennio diventano dei veri e propri padroni del mare Mediterraneo, solcano diciamo, il Mediterraneo entrando in contatto con praticamente tutta l'area europea bagnata appunto dal bacino mediterraneo e oltre, spingendosi oltre quelle che sono le cosiddette colonne d'Ercole, quindi arrivando a esplorare quello che è l'Oceano Atlantico e a diciamo, scendere quindi lungo quello che è la costa nordafricana oppure risalire verso nord arrivando fino appunto a esplorare l'area della penisola iberica e l'area diciamo lusitana e non solo diciamo esplorando ma di fatto contribuendo a formare quella che è una sorta di società europea che siamo intorno, come dicevo, intorno al X-IX secolo a.C., una società europea che grazie anche a questo fenomeno del mondo fenicio, dei grandi esploratori fenici, avrà un suo, diciamo, come dire, si gioverà, diciamo, di un modo di unire questo mondo europeo che comunque al suo interno era ancora, diciamo, molto frazionato, non c'è ancora l'impero romano. Grazie a cosa? Grazie a una delle invenzioni che hanno resi celebri i Fenici in tutto il mondo, appunto, del Mediterraneo, ossia l'invenzione della scrittura alfabetica. Alfabeto che ancora noi adesso utilizziamo grazie proprio al contatto con questi mercanti fenici che hanno poi aperto, si sono insediati in diversi settori, ne abbiamo tante di colonie fenicie in area diciamo sicula e in area sarda, per non parlare poi dell'area diciamo di Tunisi dove c'è una delle grandi colonie fenicie che è la grande rivale di Roma, Cartagine. Ecco, quindi questo è un altro elemento di quello che è questa grande tradizione dell'Oriente e dell'Occidente visti insieme, un mondo fatto di incontri, anche di grandi scontri, questo è chiaro a tutti, ma che noi possiamo appunto riscoprire, dobbiamo conoscere e possiamo riscoprire viaggiando anche in Europa e spostandoci poi a vedere ad esempio l'ultimo grande polo, il Museo del Louvre.
il primo museo al mondo per visitatori, fondato da Napoleone Bonaparte, Museo del Louvre, che è altrettanto famoso quanto appunto il British e il Pergamon per essere appunto per ospitare una collezione di antichità vicino orientali incredibili. Come faccio vedere appunto quelle che erano delle sale dedicate appunto al mondo vicino orientale, in questo caso si tratta dell'impero assiro, e ospita appunto il Louvre, uno di questi grandi tori androcefali che appunto erano collocati, no, all'entrata delle porte dei grandi palazzi assiri, e sono adesso appunto visitabili e a disposizione. Sono appunto una delle mete turistiche più famose poi per quanto riguarda il Louvre. Il Louvre che però contiene anche testimonianze di quello che è stato questo passato di cui vi parlavo poco prima, passato del mondo fenicio, appunto, con reperti che testimoniano e ci illustrano veramente quello che è stato la grandezza anche artistica di questi fenici, con iscrizioni che riportano appunto quelle che sono le prime testimonianze della invenzione del sistema alfabetico, un sistema che forse va ricordato, ha letteralmente rivoluzionato il mondo e il modo di concepire e di comunicare in maniera scritta fra diverse comunità. Pensate che fino all'invenzione del sistema alfabetico per scrivere, sia che si usasse il classico metodo appunto egiziano con i geroglifici, sia che si usasse il metodo mesopotamico inventato nel quarto millennio appunto in cuneiforme, ecco, per scrivere occorreva conoscere fra i 600 e gli 800, forse anche di più, segni per appunto mettere per iscritto delle frasi. Col sistema alfabetico inventato appunto così ci tramandano gli storici greci, inventato appunto dai Fenici, è sufficiente per noi conoscere 22 caratteri e possiamo mettere per iscritto qualsiasi parola noi conosciamo. Questo è stato, potete immaginare da voi appunto come questo ha tremendamente trasformato il mondo delle nostre conoscenze, il mondo appunto di trasmettere informazioni e il modo anche di registrare informazioni. Ancora adesso, se noi apriamo un computer, un laptop o quello che è, di qualsiasi marca sia, la tastiera che noi troviamo di fronte è una tastiera di tipo alfabetico. Ecco, questo è solamente uno spicchio, ovviamente in questo poco tempo non è possibile andare oltre, ma è solamente, come dire, la superficie una parte della incredibile varietà culturale che il mondo vicino orientale mette a disposizione, che il mondo vicino orientale ha creato nel suo passato e che il mondo vicino orientale ha in una qualche misura diffuso e dei quali noi, diciamo, italiani, europei, ma non solo, siamo in una qualche misura parte integrante. C'è ovviamente una grande continuità anche in epoche storiche più vicine, ma questo è ovviamente come dire, un settore del quale io non mi occupo, ma che invece vede Udine avere una collega, appunto la professoressa Mezzoli, che è qua con noi, essere molto esperta e che a voi è ancora, forse ancora più vicina e forse più interessante addirittura ancora da conoscere. Per cui cederei la parola a questo punto alla collega, alla professoressa Vezzoli, e interrompo la condivisione della mia presentazione. Poi ovviamente se ci sono delle domande, delle curiosità, siamo insomma tutti quanti a disposizione. Ringrazio il professor Iamoni e quindi allora procedo a condividere il mio schermo. Io continuo, insomma, diciamo, questo viaggio attraverso appunto il percorso dell'Orient Express, parlando però di un periodo che è molto più tardo, quindi siamo nel periodo islamico, e per, come dire, presentare in maniera molto generale la presenza dell'arte islamica nei musei, soprattutto europei, e in questi musei della tratta dell'Orient Express. Allora, quando parliamo di arte islamica, parliamo veramente di un patrimonio che è estremamente diversificato, sia dal punto geografico che cronologico. Si tratta proprio dell'insieme delle arti, dell'architettura che è stata prodotta, creata
a partire dall'inizio dell'Islam, quindi nel 622 con il pellegrinaggio del profeta Muhammad, fino al XIX secolo, in quei territori che hanno avuto, diciamo, che sono stati politicamente legati a delle dinastie di fede musulmana. E quindi andiamo veramente dagli estremi, insomma, partendo dalla Spagna musulmana con la meschita di Cordoba e arriviamo fino al Taj Mahal in India, passando per la Siria, l'Iraq, l'Iran, il Nord Africa, quindi un patrimonio estremamente diversificato che risponde a degli stili, a delle decorazioni che a volte sono legati al patrimonio regionale, ma che hanno degli elementi in comune. Ovviamente uno di questi elementi è lo spazio di preghiera per i fedeli musulmani, ovvero la moschea, che può essere diversificata da un punto di vista architettonico, presentare delle differenze a seconda di regione in regione, ma che ha degli elementi che si ritrovano in maniera costante. Uno di questi è il mihrab, ovvero la nicchia che indica all'interno della moschea, nella sala di preghiera, la direzione verso la quale il fedele musulmano deve pregare, quindi la direzione verso la Mecca. E altro elemento ricorrente, magari con degli schemi architettonici diversi, è quello del minareto, dal quale il muezzin richiama alla preghiera i fedeli 5 volte al giorno. Altro elemento in comune in questo, come dire, orizzonte così diversificato è la calligrafia, l'utilizzo della calligrafia come elemento decorativo. Questo è sicuramente un aspetto estremamente importante per l'arte islamica, che soprattutto che in contesto religioso non utilizza la rappresentazione figurativa, e quindi l'utilizzo della lingua dell'arabo la ritroviamo veramente come strumento decorativo importante, sia su pietra, su diversi tipi di supporti, di materiali, dalla ceramica a ovviamente i manoscritti, il vetro, e scolpita su capitelli e iscrizioni monumentali all'interno di palazzi o moschee. Quando nascono le collezioni di arte islamica nei musei occidentali, vediamo soprattutto in Europa, negli Stati Uniti e in alcuni dei musei che già il professor Iamoni ha menzionato, diciamo che c'è un percorso simile per tutte queste collezioni di arte islamica. Come già diceva il professor Iamoni, l'inizio della ricerca archeologica nell'Oriente, nel vicino Oriente, spesso rivolta a dei periodi più antichi rispetto al periodo islamico, ha però portato sempre di più gli studiosi ad avvicinarsi a questo periodo più recente ed ad apprezzare alcune delle produzioni artistiche di questo periodo. Tanto che verso la fine del XIX secolo arrivano nei grandi musei europei i primi oggetti prodotti nel periodo islamico che avevano soprattutto un grandissimo valore artistico, ceramiche, vetri, metalli, e che iniziano, come dire, proprio a viaggiare all'interno delle varie collezioni museali. Prima occupano le collezioni dipartimenti di arti decorative, insieme quindi ad altre collezioni europee, extraeuropei, ceramiche, vetri, metalli. Poi di solito raggiungono i dipartimenti di arte orientale o di arti asiatiche, quindi andando ad avvicinarsi al contesto geografico di provenienza, ed è solo successivamente, verso la metà del XX secolo, che vengono creati i primi dipartimenti di arte islamica, anche se diciamo ovviamente con come dire, un percorso espositivo molto diverso di quello attuale, legato soprattutto alla loro esposizione in quanto oggetti di estremo valore artistico e non tanto contestualizzati storicamente. Tra le prime collezioni appunto abbiamo quella di Parigi, di Berlino, ma anche ci sono alcune collezioni proprio nel mondo islamico come quella del Cairo.
E partendo quindi, salendo sul nostro Oriente Express e quindi iniziando questo viaggio nella scoperta delle collezioni di arti islamiche in Europa, partiamo da Londra e dal British Museum. Ancora una volta il professor Iamoni ha già parlato dell'importanza di questo museo nel rapporto con il vicino Oriente, con l'Oriente. Anche il British Museum ha una collezione ricchissima di arte islamica che viene da percorsi diversi, ovviamente dagli scavi archeologici che il museo effettua tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, quindi in Iraq, ma anche in Turchia, in Siria, in Iran, e poi da collezioni private, da doni che varie personalità hanno dato quindi a questo museo. Oggi il museo è quello che vedete qui, è la sua nuova, una riapertura recente del 2018, in cui 2 sale sono dedicate ad esporre vari oggetti di arte islamica, che vanno veramente dal 600 fino ai giorni nostri. Al British Museum troviamo anche opere di arte contemporanea, con vari temi che vengono affrontati, come quello del commercio, dell'arte di lusso, dell'arte della corte. E vi invito veramente ad esplorare anche online questi musei, perché offrono uno sguardo e degli approfondimenti su quelli che sono i masterpieces, gli oggetti più importanti della collezione, in modo da conoscerne degli aspetti ulteriori. Quello che ho scelto un oggetto per rappresentare questo moscheo, questo museo, scusate, una lampada da moschea, proprio perché insomma ci ricorda un luogo fondamentale per la religione musulmana, la moschea, dove i fedeli si ritrovano per pregare, e anche perché questa lampada, che è fabbricata nel periodo ottomano, abbiamo sia la data che la firma dell'artista. Come vedete ci mostra le caratteristiche di quella che è uno degli elementi principali dell'arte decorativa dell'Islam, quindi l'utilizzo della calligrafia. Vedete, ci sono 3 bande con iscrizioni che richiamano ad alcuni episodi della vita del profeta Muhammad. E altro elemento importante di questa lampada è il fatto che fosse stata fabbricata per illuminare la cupola della roccia a Gerusalemme, che è sicuramente uno degli edifici più identificativi e importanti della religione musulmana. Ecco, questa è un'immagine da una moschea del Cairo che ci mostra appunto come venivano utilizzate queste lampade. Vedete, queste sono in vetro ed erano quindi appese per illuminare lo spazio della moschea. E questa è la cupola della roccia, quindi il luogo per la quale questa lampada è stata prodotta, che vi dicevo è uno dei monumenti più antichi del mondo islamico ancora conservato, e costituisce veramente un esempio fondamentale per la nascita, la formazione dell'arte islamica, terminata alla fine del VII secolo, ma poi utilizzata per i secoli successivi. È veramente un punto di riferimento per la religione e per l'Islam. La vedete qui, insomma, come svetta sul paesaggio di Gerusalemme, localizzata in un luogo che è estremamente importante per le 3 religioni, il cristianesimo, l'ebraismo e l'Islam, e che adesso accoglie diversi edifici e altre moschee e scuole coraniche. Continuando il nostro percorso, arriviamo adesso a Parigi. Il Louvre è già stato presentato, insomma, come museo estremamente importante per le collezioni dal vicino Oriente, e anche per le collezioni di arte islamica è sicuramente un punto di riferimento. Anche per il Louvre abbiamo una storia della collezione di arte islamica simile a quella del British Museum, ovvero collezioni che vengono, oggetti che vengono donati al museo, e poi il contributo estremamente importante degli scavi archeologici che il museo effettua in Iran e in tutta la regione del vicino Oriente.
Anche qui gli oggetti di arte islamica passano attraverso varie collezioni. Nel 1893 è creata la sezione Art Musulman, successivamente si passa al Dipartimento di Arti Asiatiche e poi finalmente nel 1993 verrà creato uno spazio di 1000 metri quadri dedicato alle arti islamiche. Come il British Museum, anche il Louvre ha subito un rifacimento recente. Nel settembre 2012 ha riaperto con degli nuovi spazi, un bellissimo spazio creato nella Corte Visconti, che vedete combina l'architettura storica del museo ad un'architettura contemporanea è associata poi appunto alla presentazione di queste opere d'arte legate al mondo islamico. Anche qui vi consiglio di curiosare, di visitare il sito del museo che permette molti approfondimenti e mi permetto insomma di mostrarvi un breve video di qualche minuto in modo da poter entrare proprio negli spazi del Louvre e conoscere questa bellissima collezione di arte islamica. Ecco, quindi abbiamo potuto vedere ed entrare un pochino in questi spazi del Louvre, in questa nuova collezione. E l'oggetto che presento e che abbiamo già intravisto nel video è quello del bacino detto battistero di San Luigi, uno dei capolavori più famosi della collezione. Si tratta di un bacino in ottone con delle decorazioni, voi vedete, con cavalieri, cacciatori, cortigiani di tipo quindi legati al mondo della corte, intarsiate con oro ed argento. Questo bacino è stato utilizzato era parte del tesoro dei re di Francia che lo utilizzavano come fonte battesimale per diversi sovrani della corte di Francia. Si tratta di un oggetto che è stato prodotto in Siria o in Egitto nella prima metà del XIV secolo e che ci offre anche un'iscrizione con la firma del maestro Muhammad ibn al-Zayn che ha effettuato questo meraviglioso oggetto. Qualche diapositiva per mostrarvi la bellezza delle immagini con cavalieri, il sultano della corte mamelucca, animali esotici, elefanti, ghepardi, tutto un repertorio iconografico legato
alla corte del sultano mamelucco, la dinastia che regnava in Egitto in questo periodo, e vedete che anche in alcuni medaglioni è stato poi inserito successivamente il simbolo con i gigli della corte francese. E questo ancora alcune immagini di questa decorazione estremamente ricca e diversificata. Risaliamo in carrozza, diciamo, per l'ultima tappa di questo nostro viaggio, Venezia, che come sapete è stata a un certo punto parte anche del tragitto dell'Oriente Express. Ancora oggi l'Oriente Express arriva a Venezia. E Venezia, diciamo, può essere quasi considerato un museo a cielo aperto per varie ragioni, non solo in relazione al rapporto che ha avuto con il mondo islamico. Certo, Venezia è stato un leader del commercio nel Mediterraneo orientale, lo vedete in questa mappa, insomma, i suoi interessi nel Mediterraneo, nella regione, ed ha anche subito l'influenza dell'arte, dell'architettura, ma anche della cucina del mondo islamico e più in generale dell'Oriente. Ancora oggi, quando camminiamo nelle calle di Venezia, possiamo vedere numerose tracce di questo contatto culturale, politico ed economico tra Venezia e l'Islam. In quest'opera, proprio dal Louvre, abbiamo una scena degli ambasciatori veneziani che arrivano alla corte dei sultani mamelucchi a Damasco, ed è ancora di più una testimonianza di questa relazione così forte ed importante. Ritroviamo l'influenza islamica nell'architettura a Venezia, nell'architettura di rappresentanza a Palazzo Ducale. Le merlature della parte superiore del palazzo richiamano i profili dei tetti delle moschee del Cairo. Anche la decorazione romboidale proprio sulla facciata del palazzo ricorda e si ispira alle decorazioni in mattone provenienti soprattutto dell'area centrale, ed avete due esempi qui da una moschea e da una torre in Iran, che ci richiamano proprio dei motivi decorativi molto simili. La Basilica di San Marco, qui avete una delle porte di accesso alla Basilica, con queste finestre decorate in maniera geometrica e intagliate, che richiamano una tradizione architettonica del mondo bizantino ed anche islamico, e che ritroviamo in effetti molto simili nella moschea di Damasco in Siria. In realtà, camminando per Venezia, in qualsiasi calle, soprattutto in quelle abitazioni dei nobili o comunque della classe mercantile, ritroviamo degli elementi che ci ricordano l'architettura orientale ed islamica, come l'utilizzo dell'arco ogivale o trilobato, che ovviamente richiama diversi esempi sia architettonici che su materiali di altro tipo del mondo islamico. E poi uno dei campi più significativi del commercio tra Venezia e l'Islam, il campo dei Mori, vicino al quale troviamo anche il Palazzo Mastelli o del Cammello, con questo bassorilievo rappresentante un mercante con un cammello, proprio che ci ricorda il ruolo di Venezia non solo nel commercio del Mediterraneo, ma anche nel commercio lungo la via della seta, e quindi il suo ruolo di leader. Per non dilungarmi troppo, vi menziono anche l'influenza della lingua araba nel dialetto veneziano, con alcuni esempi specifici proprio a quello che è il mondo del commercio, come il fontego, da fondok in arabo, oppure la dogana, da diwan, tutta una serie di termini specifici che sono entrati poi nel linguaggio veneziano. Diverse collezioni
diversi oggetti arrivati a Venezia per vie a volte molto differenti. Il Tesoro di San Marco ci offre dei grandissimi oggetti, tra cui queste coppe e brocca di vetro intagliato di produzione egiziana datate al X secolo, che furono recuperati dai veneziani quando durante la quarta crociata saccheggiarono Costantinopoli, e sappiamo che non furono le uniche cose che i veneziani portarono a Venezia da Costantinopoli. Oppure alla Scuola Grande di San Rocco, dove è esposto non tutto l'anno, ma soprattutto durante la festa di San Rocco, il 16 agosto, questo tappeto mamelucco che venne acquistato dai confratelli per essere appoggiato su un bancone della grande sala dell'albergo affrescata dal Tintoretto. L'acquisto è proprio datato alla metà del XVI secolo. Oppure, continuando la presenza di arte islamica a Venezia, al Museo Correr, dove troviamo tra gli tantissimi oggetti di arte islamica anche questo indicatore della Qibla, ovvero della direzione della preghiera per i fedeli verso la Mecca, su carta dipinta appoggiata su una base in legno. E per continuare sempre al Museo Correr e terminare un po' questa presentazione e anche la relazione tra Venezia e l'Islam, quest'opera di un artista veneto, Cesare Vecellio, che in questo suo ritratto di famiglia ci mostra la nobiltà veneziana intorno a questa tavola sulla quale è appoggiato un tappeto di produzione islamica, probabilmente egiziana, e che ancora ci mostra come Venezia fosse estremamente affascinata, estremamente influenzata dal mondo islamico in questo periodo. E quindi concludo questo percorso dell'Islam nei musei della tratta dell'Orient Express e lascio la parola per le conclusioni al professor Iamoni. Grazie. A questo punto riprendo io velocemente la parola per chiudere un po' questa mini lezione, mini introduzione, mettiamola così, che io e la collega professoressa Vezzoli speriamo sia stata utile per comprendere come l'Oriente sia appunto un perno un po' della nostra cultura anche, e diventi di conseguenza anche un perno di un mondo del turismo che ormai insomma ha ulteriormente varcato i confini di quello che è il mondo appunto nazionale, locale. E l'idea appunto non è solo ricordare ai potenziali, diciamo, alle potenziali studentesse e potenziali studenti quanto sia importante conoscere anche non solo la nostra storia locale, e questo lo facciamo molto bene ovviamente a Udine, ma conoscere anche la storia, diciamo, dei continenti ormai che si sono vicini a noi, in particolare appunto da questo punto di vista l'Oriente. Ed è in questo senso appunto abbiamo pensato di fare questa presentazione, perché è un po' anche, come dire, può essere vista anche un po' come un fiore all'occhiello, diciamo, del corso di Scienze del Turismo di Udine, la possibilità, diciamo, di conoscere, ecco, questo è l'aspetto poi fondamentale, non solamente diciamo, essere consapevoli, ma conoscere in maniera, diciamo, un po' più approfondita quello che poi nasconde dentro di sé il mondo orientale, ed è perché appunto diciamo, un suo studio è utile in maniera formativa anche per chi, diciamo, sta pensando di prendere un percorso professionale dedicato al mondo del turismo. Scienze del turismo è quindi una facoltà, un corso di studi, scusate, che permette alle future studentesse, ai futuri studenti di esplorare, di dotarsi di una serie di strumenti, di un'istruzione, di una formazione che
poche, diciamo, università possono, diciamo, offrire da questo punto di vista. Perché quindi vale iscriversi a questo punto a Scienze del Turismo? Perché Scienze del Turismo di Udine è così particolare? E la rappresentazione dell'Oriente è già, come dire, un primo spunto in questo senso, perché permette di avere una formazione che è veramente a 360 gradi, una formazione che comprende percorsi culturali che sono appunto esplorati, illustrati e approfonditi in maniera molto dettagliata, che vertono non solamente ovviamente su quello che è il patrimonio culturale e il patrimonio turistico, che diciamo che è diciamo, a noi più vicino, quello appunto di ambito italiano ed europeo, ma anche quello che è meta diciamo, di viaggi che sono internazionali e che, come abbiamo visto, affondano già appunto le loro origini in epoche passate. Noi abbiamo parlato molto di Oriente Express, ma in realtà appunto se poi quando se vi iscriverete, appunto se poi frequenterete questi corsi, vedrete come c'è anche un Oriente Express del Medioevo, c'è un Oriente Express anche di epoca romana, quando poi l'impero romano appunto arriva diciamo, a occupare tutta quanta l'area diciamo, di quello che è il moderno Medio Oriente. Per cui ecco, questo è un tema cruciale per conoscere appunto l'Oriente e per capire come mai l'Oriente sia fondamentale per un percorso anche di tipo turistico, percorso turistico che appunto a Udine è possibile diciamo, affrontare in maniera veramente completa, sia da un punto di vista, come vi abbiamo illustrato, appunto, strettamente culturale, ma anche da un punto di vista diciamo, di competenze tecniche e anche di preparazione puramente pratica. Diciamo, l'offerta formativa che Udine mette sul piatto per il corso triennale spazia appunto da quelle che sono le conoscenze diciamo, di tipo appunto più legato al patrimonio culturale a quelle che sono appunto di tipo più strettamente tecnico, economico, di marketing, fino appunto a quelle che sono poi diciamo, tematiche legate appunto a una preparazione pratica che permetta appunto di introdursi appunto al mondo del lavoro in maniera più rapida e in maniera diciamo più efficace possibile. E da questo punto di vista abbiamo sviluppato anche tutta una serie di tirocini sia in ambito regionale o italiano locale, insomma, sia in ambito anche estero, per permettere appunto ai nuovi studenti e alle nuove studentesse di sperimentare poi direttamente quello che è la competenza acquisita nel corso, diciamo, di studio triennale. E un punto fondamentale su cui peraltro ci stiamo mossi molto e ci muoveremo ancora di più in futuro, sarà dedicato non solo poi a stimolare appunto questo doppio percorso diciamo, di tipo diciamo, più teorico e di tipo poi più pratico, ma anche di spingere e di facilitare gli studenti e le studentesse a veramente fare quello che farebbe poi effettivamente un turista, cioè viaggiare e conoscere. Conoscere in questo caso non tanto a questo punto di vista poi il patrimonio culturale, le ricchezze culturali, sociali che sono collocate in altri paesi, ma viaggiare e conoscere quelli che sono poi i modi di fare università, i modi di fare turismo, di insegnare turismo presso altre sedi universitarie, perché è una parte diciamo, che noi riteniamo assolutamente fondamentale. E da questo punto di vista, ecco, Udine e con Udine appunto il corso Scienze del Turismo ha già avviato una rete di contatti, qua vi faccio vedere una mappa dove sono appunto selezionate tutte le università con cui Udine ha aperto dei canali per fare scambi universitari attraverso il programma Erasmus. È un'opportunità che noi, diciamo, su cui noi lavoriamo noi del corpo docente diciamo, di Udine e tutti i servizi amministrativi, insomma lavoriamo a stretto contatto per offrire appunto la possibilità a tutti gli studenti di poter, come dire, vedere con i propri occhi e arricchire ulteriormente le loro competenze e la loro esperienza, in maniera tale da potervi poi, diciamo, aiutare a essere assolutamente pronti a entrare nel mercato del lavoro con tutte, diciamo, le competenze necessarie per essere inseriti appunto direttamente. Ecco, io con questa slide, diciamo,
avrei chiuso questa nostra presentazione dell'Oriente e della sua importanza nel mondo turistico dell'Oriente, così come è conosciuto così come anche viene insegnato in tutte, diciamo, le sue mille sfaccettature a Udine, e della importanza che questo Oriente ha appunto anche per chi magari insomma, non viaggerà, non penserà magari di andare in Medio Oriente a viaggiare, ma che comunque si troverà ad avere a che fare con esso andando semplicemente nelle grandi capitali europee. Se ci sono, per quanto mi riguarda adesso, poi se la collega professoressa Vezzoli vuole intervenire, ovviamente aggiungere, siamo qua, e se ci sono poi domande o curiosità, ecco, siamo qua a disposizione.